Ciao, sono Federica e queste sono le notizie di Regione Liguria. In Liguria la diagnosi precoce dermatologica è gratuita per le persone in difficoltà economica grazie al progetto Insieme contro il melanoma. L'iniziativa prevede un programma triennale di 300 visite gratuite all'anno presso l'ambulatorio del Coll di Genova Molastana. Sono iniziati i lavori a Borgio Verezzi, nel cantiere per la realizzazione del nuovo accesso ciclopedonale alla passeggiata a mare e per la messa in sicurezza dell'area circostante. Un intervento da circa 2,5 milioni di euro per un collegamento strategico per la parte alta del paese e il mare. Inaugurato a Noli il nuovo parco urbano cittadino lineare nelle aree ex ferroviarie di via Belvedere, dal valore totale di 500.000 euro tra il lato est, già pronto, e il lato sud, per cui sono già iniziati i lavori. A Cairo Montenotte è già pronto il primo lotto dei lavori di riqualificazione di Piazza Abba e di via Fratelli Francia. L'intervento, dal valore di 300.000 euro, ha previsto la realizzazione di un'area pedonale e un generale miglioramento degli spazi pubblici. Avviati anche i lavori del secondo lotto per il completamento della piazza. Tutto pronto per la 63esima edizione del Trofeo Laigueglia, competizione di livello internazionale che il prossimo 4 marzo aprirà la stagione del ciclismo. Quest'anno con una grande novità: per la prima volta nella sua storia la classica ligure prenderà il via da Albenga. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.